Il Veneto registra un picco di nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore pari a 9.666 casi, in calo invece gli attualmente positivi 72.316 meno 1.518 per un totale di 1.649.773 contagi da inizio pandemia. Incremento anche per i ricoveri in area medica 912 più 19 e in intensiva 37 più 5. Salgono anche i decessi più 20 rispetto a ieri per un totale di 14.424 vittime Covid in Veneto dallo scoppio dell'emergenza sanitaria. I dati sono in crescita anche nel territorio padovano di competenza dell'azienda ospedale Università di Padova, che registra 2.233 nuovi casi più 45. In crescita anche gli attualmente positivi, 12.711 più 102. Sono 1.721 le missioni SUEM effettuate negli ultimi 7 giorni, 147 per sospetti sintomi Covid. Ben più alto il numero degli accessi al pronto soccorso ospedaliero, 2.888, così suddivisi, 2.352 adulti che hanno prodotto 20 ricoveri per Covid e 536 pediatrici con 3 ricoveri. Attualmente l'azienda ospedaliera ha in carico 74 persone ricoverate, di queste 6 in subintensiva e 4 in area pediatrica. In ambito epatite acuta infantile l'ospedale padovano non ha più nessun caso in carico.